È proprio lui l'uomo partita, il più discusso, il più criticato, il più preso a parole, il più... Ma l'anno che beh non voglio parecchio, senza offesa. Ha fatto un grande campionato l'anno scorso. A Mario, mi dispiace, ma io proprio... non lo so, non ti vega in data squadra. Tu meriti qualcosa di più. Ma Napoli non meriti Napoli. Tu se dovessi stare in una squadra un po' più che ti dà fiducia, che ti fa giocare, ragazzi, diciamo la verità, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Napoli ha bisogno di altri giocatori e lui ha bisogno di un'altra squadra. Perché, tipo per esempio, in un Atalanta, ma stesso in una Spal o in una Sampdoria, chi si facesse favilla, secondo me? Farebbe faville perché una squadra comunque gli dà fiducia, lo fa giocare. Secondo me c'ha dei limiti fisici, diciamo la verità, l'altezza, la robustezza, però tecnicamente è rapido e comunque si dedica, il ragazzo si dedica. Comunque uomo partita, grazie Mario Rui che la mette dentro sull'1-1. Primo gol è stato siglato da nostro carissimo brasiliano Haaland, eccolo qua, è proprio lui. Ragazzi, e niente, c'è stato poi il rigore per la spalla, rigore che c'era tutto, e poi c'è stato appunto il gol di Andrea Petagna. Ragazzi, partita... Buonasera ragazzi. Hola amigos, se salve all'improvviso mi sono visto crescere questa chioma azzurra, non lo so neanche io come, perché il Napoli ha vinto all'88esimo. Il Napoli passa in vantaggio. Allora ragazzi, vorrei spendere qualche parola per la spalla innanzitutto, ma pagava però ragazzi, ma che mamma mia, e basta. Ah, che siamo Brasile, che siamo a Bolzano, scusate, pagava. Allora, Spal che comunque io penso è una squadra che non aveva appunto che chiedere e si è salvata tranquillamente quest'anno con qualche giornata d'anticipo. L'anno prossimo, se mantiene questo profilo, più o meno i giocatori importanti, tranquillamente può ambire alla salvezza e se non qualcosa di più, insomma, se prendono, diciamo, consolidano il proprio gioco, il proprio allenatore e i propri pilastri. Diciamo che io penso che se Spalla aveva bisogno di 3 punti stasera ci faceva male, perché quando hanno voluto alzare il baricentro ed è entrato Antonucci, pareva che era entrato Iniesta, non lo so, non mi capite più niente, ci hanno piato a pallonata per tutte parti. Gol annullato fuori gioco, Meret, miracolo di Meret, Madonna. Vabbè ragazzi, importante aver portato i 3 punti a casa, anche se sono 3 punti, ripeto, giusto per raggiungere un obiettivo di superare gli 80 punti, di avvicinarci quanto più al primo posto, perché 20 punti è una troppa assai, 20 punti. Ma lo dico proprio per il campionato italiano, ma pure per la Juventus, aver vinto un campionato con 20 punti di stacca, cioè, è vero, il vantaggio si sta riducendo nelle ultime giornate, quando ormai già la matematica ha deciso tutto, però comunque almeno diamo un senso ai numeri anche, che ne so, alla classifica numerica, alla tabella che ne sacci. Tanto la luce mi sta abbandonando, calano le tenebre a Curiciba, ormai più che tenebre stanno proprio cadendo in nuvolo, non lo so, verrà a piovere. Ragazzi, Ancelotti che si affida ai numeri, alle riserve, i numeri di riserva, diciamo così. Però dico io, mi domando e dico, ma io mi domando e dico, come cazzo sia possibile
soffrire in quel modo sull'1-0 con l'entrata di Antenucci, come cacchio si chiama. Ma dico io, no, ma non sapete difendere manco un risultato 1-0 con la spalla. Non lo sapete, ma mantenere il risultato. Ma come lo so? Vabbè, comunque ci ha pensato Meretti, ci ha pensato Mario Rui. L'hanno portato a casa, che vi devo dire. Minuti finali, sofferti però. Io penso che l'1-1 non era un risultato bugiardo, penso che andava tranquillamente per tutte e due le squadre, insomma. Napoli che come al solito sfiora fuori di poco, no è poco, no, parata del portiere, miracolo del portiere, ancora fuori, no, palo, traversa, non ce la faccio più. Ma che se ne avere una propria porta? Ma dico io, ma io già l'ho detto negli scorsi video, andateli a vedere. Chissà da fare una visita oculistica ortopedica ai piedi, e si vogliono, perché non è possibile non avere una porta, non avere, nessuna maniera, va bene. Comunque, stasera l'hanno visto le foto ed è bastato. È bastato, anche se comunque a spalla ci ha fatto soffrire. Ripeto, entrambe le squadre non avevano, diciamo, bisogno di punti proprio per la classifica, però si giocava giusto per l'onore, per divertirsi, per la vittoria. E va bene ragazzi, la portiamo a casa, 1-2, e mancano 2 partite. Prossima sarà una partita un po' più stimolante con l'Inter, che comunque ha bisogno di fare punti per la classifica, l'ultima con il Bologna. Ragazzi, mi raccomando, voi che state a Napoli, fate i bravi, andate allo stadio, sostenete la squadra. Io sono con Brasile, sto troppo lontano. Andate in questa partita importante contro l'Inter, che noi ci teniamo a non perdere, e lo stadio si deve riempire l'ultima giornata a Napoli per festeggiare e chiudere comunque un'annata, non dico di successo, ma comunque positiva. Champions League, secondo posto, ci siamo divertiti, ci siamo rattristati, ci siamo incazzati, però comunque è stata abbastanza positiva. Io direi che comunque ci sono le basi per l'anno prossimo di fare qualche salto un po' di qualità, anche se andiamo a vedere le avversarie che anche torneranno prepotentemente. Parlo delle romane, delle milanesi e via dicendo. Fate bravi, andate allo stadio, fate bravi anche con me, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Lasciate un dislike, fate quello che volete voi, iscrivetevi al canale. Che volevo dire? Ultima cosa, sì, lo stadio sta cambiando fascia, poi farò un video sul San Paolo, stanno cagnandosi giù lì, ma pure se, cioè, almeno le zone dove il settore è aperto, andateci ragazzi, sostenete la squadra, perché comunque pure se il campionato non ha più nulla da dire, ma guardate la singola partita. Guardate solo quella cosa di togliere la soddisfazione all'Inter di qualificarsi, se sulla maglietta l'ultima giornata per si qualifica. È una partita importante per l'Inter, quindi comunque diamo importanza a questa partita, diamo come posso dire, importanza al risultato. Dobbiamo vincerla questa partita, non si deve perdere l'ultima partita in casa, no? Ma neanche pareggiare, ma vincere. Quindi forza Napoli. E noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un bacio, come sempre, un abbraccio e un bacio dal vostro Ange Azul, dal Brasile Curitiba, e sempre forza Napoli, voglio sempre. Ciao.